La data fu fissata. Nel giorno 25 del mese d'aprile 1945, dopo 5 anni di guerra, la gente del Nord doveva riunirsi alla libera primavera d'Italia adolescente ma non più vergine. Aprile il 25, le città insorgano, si imponga la resa, a bandiera pulita venga accettata la storia, matrigna inclemente d'un'insorta ammutolita, moltitudine senza più voce, per troppa gioia, impedita dalla stretta del sudario sulla faccia. Tacciono le campane a festa. Nel giorno 29, per le strade ancora si cade, pistola in pugno, rabbia dentro al costato. La ritirata è disperata fuga, follia castrata in vendetta. Santa Germania, Germania suicida, contea il suicidato Italia, immatura ma non inconsapevole. Feretri e camposanti e crisantemi ancora. Verrà il momento di labari e lapidi. Per ora si scavi a sotterrare. Restano ancora da seppellire steli e steli dai troppi petali caduti. Quando vennero raccolti per il tetro rito dell'identificazione, i corpi si rifiutarono di muoversi. Troppo a lungo avevano marciato verso la fossa, che fossero pure confusi gli uni con gli altri, sfigurato, irriconoscibili, era un unico volto, il tributo d'orgoglio e dolore d'un popolo solo. Sul campo, il vero sconfitto, una volta ancora, restava l'uomo tutt'intero. Leggi la catena di nomi sulla colonna, leggi del sacrificio e non riconosci nemmeno un volto dei tanti anonimi capri espiatori. Leggi l'oblio e non riconosci l'infamia omicida che ordinò la mattanza. Chi e per chi saprà tradurre gelo e dimenticanza? Chi leggerà dietro quei nomi le smorfie sbiadite del male? Non basteranno i monumenti, né la memoria fragile che dimentica. Quando le madri, anch'esse non saranno più, chi custodirà le lettere mai giunte degli ammazzati? Forse un giardino, dove piantare i semi trovati vivi nelle loro sdrucite tasche. Un giardino da innaffiare giorno per giorno col latte dolce delle spose lacrime. Posati i fucili, recitati i lamenti, piantati quei semi. Io sono Primo Visentin e sono molti. Nome di battaglia Masaccio e sono molti. Comandante della brigata martiri del Grappa, morto il 29 aprile del 45 nella finale insurrezione. Medaglia d'oro per la resistenza, come molti compagni di lotta, ucciso in combattimento. Figlio di contadini, conosco la fame, maestro di ribelli e di bambini, la poesia, e so che la fame uccide e la poesia deve insegnare come uccidere la fame.
Una gabbianella per troppo volare perdeva le ali cadendo al suolo. La terra la coglieva come fosse sempre stata sua. Si dice in cielo, quel volo non finì mai. Degli altri uccelli volarono per lei.